Cavalli in partenza per la settima corsa, la sesta manche, l'ultima, la decisiva del Super Frustino Tommaso Grassi Award 2026. Antonio Di Nardo e Roberto Vecchione sono già in finale, sono i primi due favoriti di questa corsa. Si giocano gli altri, le piazze, per il terzo posto in finale. Al 2 Firestar, BFC, Robin Bacher, 3 Freya Del Rocco, Antonio Greppi, 4 Jessica Pass, Vincenzo Luongo, 5 Gioconda Cup, Giampaolo Minnucci, 6 Elohim di Venere, Francesco Pettinari. In seconda fila 8 Flash NP, Antonio Di Nardo, 9 Elert Par, Lorenzo Talpo, 10 Dylan Dog Font, Roberto Vecchione e il primo colpo di scena con la rottura da parte di Jessica Pass che lascia lì tanti metri e tante chance a Vincenzo Luongo. Sbaglia anche Freya Del Rocco. Al comando facile Gioconda Cup nei confronti di Elohim di Venere. Terza posizione per Firestar BFC che precede Elert Par, poi Flash NP con al suo esterno Dylan Dog Font. Sulla prima curva sposta Robin Bacher con decisione, va a chiedere strada, punta in avanti Firestar BFC che va a chiedere strada a Gioconda Cup e passa a condurre. E così dopo 400 metri di corsa è al comando Firestar BFC, 400 in 29,4, alle sue spalle Gioconda Cup, poi Elohim di Venere, poi Elert Par che precede Dylan Dog Font, Flash NP. Si è ricongiunta in coda Jessica Pass, 600 metri iniziali da parte del battistrada in 44,7, si viene sotto alle tribune con Firestar BFC e Robin Bacher a guidare le operazioni. La mossa esterna da parte di Elert Par, prevenuta a mezza ruota per un attimo da Elohim di Venere, dopo 800 in 59. Firestar BFC continua a camminare al comando per farla pesare ai rivali. Alle sue spalle sempre Gioconda Cup, avanti Elohim di Venere, prova ad avanzare Elert Par che fa un po' di fatica ad impegnarsi su questa curva, ora con maggior decisione dopo un chilometro in 1:13,9. Firestar BFC è sempre in vantaggio, Elert Par arriva, Dylan Dog Font in mezzo alla pista, poi Flash NP quando siamo all'imbocco della piegata conclusiva. Dylan Dog Font va all'attacco di Elert Par che è passato a condurre, a contatto dei primi c'è Flash NP quando siamo a metà dell'ultima curva e Elert Par prova la difesa ma insiste Dylan Dog, poi Flash NP, la retta d'arrivo per Dylan Dog Font che è passato in vantaggio, Dylan Dog Font che se ne va a vincere. Altri 10 punti per Roberto Vecchione, il mattatore della serata. Al secondo posto finisce Elert Par, al terzo ancora Flash NP, quarta dopo rottura fa un numero Jessica Pass. La vittoria di Roberto Vecchione che coglie la sua seconda vittoria in serata, ma Antonio Di Nardo con il piazzamento sceglierà per primo nella finale. Roberto Vecchione e Dylan Dog Font vincono il centrale, Mauro Baroncini al training i colori della scuderia Maiors, il secondo è per Elert Par, il terzo per Flash NP.